Ciao, appassionati tifosi del Napoli. Questo è il tuo nome, e porta notizie più esclusive direttamente dal cuore del club. Prima di iniziare vi chiedo un like birichino e l'iscrizione al canale per restare sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano il nostro amato Napoli, Forca Napoli. Dopo aver registrato l'arrivo di Pasquale Mazzocchi, arrivato a titolo definitivo per 3 milioni dalla Salernitana, prossimo avversario del Napoli, il mercato degli azzurri ha inaspettatamente ristagnato. Nonostante le roboanti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, che nel post Monza aveva annunciato opportuni interventi, ad oggi le lacune nella rosa a disposizione di Walter Mazzarri sono ancora evidenti. Per questo motivo la moltitudine di nomi legati al club partenopeo si è via via allargata. Nello specifico ieri l'ex giocatore del Sassuolo Traoré era considerato molto vicino agli azzurri, anche se ad oggi non è attesa alcuna visita medica o relativo annuncio. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, giornalista specializzato in calciomercato di Sky Sport, ci sarebbero però notizie su una vecchia ossessione, Antonin Barak. L'ex leccese, attualmente alla Fiorentina, sarebbe uno dei nomi che piace di più al DS Meluso, che aveva portato il versatile centrocampista in Puglia nella stagione 2019-20, che vide i pirati salentini ingaggiare Maradona. Per Barak, finora, non ci sarebbe nessun accordo con la Fiorentina. Anzi, secondo le parole di Marchetti, il problema starebbe nella formula proposta. Il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto, il Gigliati lo cederebbe solo, a tempo indeterminato o, al più, mediante prestito con obbligo di acquisto. Insomma, molto probabilmente non ci saranno novità importanti fino alla prossima settimana. Facile pensare che solo da lunedì in poi De Laurentiis potrà muoversi. Magari in vista della Supercoppa italiana, unico trofeo a disposizione del Napoli in questa stagione. E non dimenticare di lasciare un mi piace se sei entusiasta delle novità e, ovviamente, di iscriverti per non perdere nessun dettaglio dell'entusiasmante viaggio del nostro Napoli. Insieme, siamo inarrestabili. Forza Napoli!